Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le notizie principali di oggi. Lungo vertice di maggioranza a Palazzo d'Orléans convocato dal presidente Schifani. Ordine del giorno la variazione di bilancio, in tante stoppe ai contributi a pioggia e alle mancette nella manovra finanziaria bis da 200 milioni che domani sbarca in giunta. L'inchiesta per corruzione all'Assemblea regionale, il nipote assunto e l'affitto, tutte le accuse all'assessore Elvira Amata. L'indagine si intreccia con quella del presidente dell'ARS Gaetano Galvagno. Omicidio Angelo Pirri, fermato il padre dell'uomo trovato nelle campagne di Pace del Mela, ucciso con un colpo di pistola alla nuca. I PM indagano sul movente e ipotizzano il coinvolgimento di altre persone. Il cadavere di un uomo di 68 anni è stato recuperato alla scogliera di Catania. Poco chiara la dinamica, forse una caduta accidentale. Catania e gran parte della Sicilia alle prese con i blackout elettrici. Il sindacato UGL sollecita l'intervento della regione e punta il dito contro l'assenza di investimenti per potenziare la rete. E sempre a Catania trasloca il pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro. L'accesso per auto e mezzi di soccorso consentito dall'ingresso principale del padiglione F1. I nuovi interventi migliorano i servizi per pazienti e personale medico. E poi il calciomercato, i nomi per le difese di Palermo e Catania sono Bani per i rosanero e Casasola per i rossazzurri. Attesa a breve l'ufficializzazione di Pieraccini. Bentrovati al TG Sicilia, vertice di maggioranza nel primo pomeriggio a Palazzo d'Orléans. I partiti del centrodestra, convocati dal presidente Schifani, si sono confrontati per 2 ore. Domani sbarca in giunta la manovra finanziaria da 200 milioni. E intanto prima schermaglia fra maggioranza e opposizione all'ARS nella discussione sulla riforma dei consorzi di bonifica. Manlio Viola. Stop ai contributi a pioggia, alle leggi mancette, stop anche ai finanziamenti diretti. Le variazioni di bilancio, ovvero la finanziaria bis della regione siciliana, che vale circa 200 milioni di euro, sarà utilizzata solo per 3 direttrici di spesa di intervento: fondi per le emergenze, crescita e sviluppo della Sicilia, interventi di natura sociale. La nuova bozza della finanziaria andrà in giunta domani per l'approvazione, ma oggi, alla luce del clima che si respira a causa dell'inchiesta corruzione che ha toccato il presidente dell'ARS Galvagno e l'assessore al turismo Elvira Amata, il governatore ha preferito convocare un vertice di maggioranza e condividere con gli alleati le linee guida del suo documento. Da Fratelli d'Italia alla Lega, passando per tutti i partiti centristi, si è chiuso un accordo per una spesa rigorosa. Schifani ha anche confermato a tutti di essere in stretto e continuo contatto con il presidente dell'ARS Galvagno e di aver condiviso con lui il percorso d'aula. Un accordo in base al quale la legge dovrebbe essere approvata dal Parlamento siciliano prima dell'interruzione estiva. Intanto avvio intermittente per la seduta di oggi dedicata all'esame degli articoli del disegno di legge di riforma dei consorzi di bonifica. Il governo, con l'assessore all'agricoltura Salvatore Barbagallo, ha annunciato la presentazione di emendamenti di spesa per la copertura dei fondi per i lavoratori. Le opposizioni però, appellandosi al regolamento d'aula, hanno chiesto che gli emendamenti venissero preventivamente valutati in commissione bilancio. Annunci di schermaglie procedurali dunque, che possono causare un rinvio, alla luce delle quali il presidente Galvagno ha sospeso la seduta e convocato la conferenza dei capigruppo. Adesso l'inchiesta sulla corruzione all'Assemblea regionale, l'assunzione di un nipote dell'assessore Amata e l'affitto di una casa nel filone di indagine che si intreccia con quella sul presidente dell'ARS Galvagno. Manlio Viola. Da una parte il rapporto personale consolidato fra l'assessore regionale al turismo Elvira Amata e l'imprenditrice Marcella Cannariato, dall'altro un rapporto in crescita fra la stessa Cannariato e Sabrina De Capitani, la portavoce del presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Sono 2 filoni quelli dell'inchiesta, paralleli, entrambi derivanti dalle carte della mostra milionaria a Cannes su cui indaga la procura di Palermo. E su questi rapporti i magistrati Andrea Fusco e Felice De Benedittis ritengono di aver individuato almeno un patto corruttivo proprio fra Cannariato e Amata.
chiamata. Al centro delle intercettazioni c'è Tommaso Paolucci, il nipote diciottenne dell'assessore al quale Caterina Cannariato avrebbe trovato e pagato casa, prima un B&B, poi un alloggio studentesco ottenuto all'Ersu, infine casa sopra il posto di lavoro che lei stessa le avrebbe fornito, assumendolo con uno stipendio da 1.500 euro al mese, sia pure con un contratto a termine e la promessa comunque di trasformarlo in indeterminato. La Cannariato avrebbe chiesto ad una sua dipendente poco più grande di prenderlo sotto la sua ala, di inserirlo nel mondo dei giovani palermitani, di uscirci insieme per fargli conoscere gente. Ma non basta, Caterina Cannariato avrebbe procurato casa anche all'assessore, ma quella se la sarebbe fatta pagare perché i giornalisti non cercano altro, avrebbe detto intercettata, e ci sarebbero altre utilità che però gli inquirenti non contestano durante la campagna elettorale per le europee. In cambio avrebbe ottenuto una corsia preferenziale nei contributi dell'assessorato, ma il rapporto non era solo fatto di rose e fiori. L'imprenditrice avrebbe manifestato insofferenza per doversi far carico di tutte le spese del nipote dell'assessore. Poi ci sarebbe il filone dei rapporti con la De Capitani, intercettazioni personali fra Cannariato e la portavoce del presidente, ma pratiche in mano al segretario. Sia la portavoce Sabrina De Capitani che il segretario dell'assessore Pippo Martino si sono dimessi, ma questo non è bastato ad arginare l'inchiesta e tantomeno i suoi effetti politici. E c'è una svolta nell'omicidio di Angelo Pirri, il 41enne, il cui corpo era stato trovato vicino all'autostrada Messina-Palermo un mese fa. Arrestato il padre della vittima, avrebbe giustiziato il figlio con un colpo alla nuca e nascosto il corpo nelle campagne. Ancora sconosciuto il movente. Francesco Triolo. Avrebbe giustiziato il figlio Angelo Pirri con un colpo alla nuca e poi nascosto il corpo nelle campagne di Pace del Mera, dove è stato ritrovato 3 giorni dopo in avanzato stato di decomposizione, con l'accusa di omicidio volontario in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Barcellona. È stato arrestato dai carabinieri il padre, Sebastiano Pirri, 63 anni. L'uomo è stato da subito inserito nel registro degli indagati, essendo stato l'ultimo ad aver visto il figlio. Assoluto riservo degli inquirenti c'è sul movente che avrebbe portato al fatto di sangue. Il delitto, che porta i tratti di una vera e propria esecuzione, secondo quanto ricostruito dalle indagini, sarebbe stato consumato la sera del 3 giugno. Secondo la ricostruzione degli inquirenti coordinati dalla Procura di Barcellona, guidata dal procuratore Giuseppe Verzera, il 63enne avrebbe attirato il figlio in una zona isolata e rurale per poi freddarlo con un colpo alla nuca esploso con una pistola detenuta illegalmente. Un delitto a sangue freddo seguito dal tentativo di far sparire il corpo. L'assassino avrebbe trascinato la vittima oltre la recinzione dell'autostrada Messina-Palermo attraverso un varco ricavato nella rete, lasciando il corpo in un canale di scola ai margini della carreggiata. Determinanti per la svolta delle indagini sono stati gli accertamenti tecnici condotti dai carabinieri con il supporto del RIS di Messina, dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia e del 12° nucleo elicotteri di Catania. Le indagini avviate sin dalle prime ore dopo il ritrovamento del corpo hanno permesso di ricostruire il quadro indiziario a carico del padre della vittima, già noto alle forze dell'ordine. Sebastiano Pirri è stato trasferito nel carcere di Messina, dove rimane a disposizione dei magistrati. E gli inquirenti ipotizzano che nell'omicidio di Angelo Pirri, per cui appunto è stato arrestato oggi il padre, possano essere coinvolte altre persone. I PM non hanno ancora elementi per ipotizzare il movente del delitto e aspettano di interrogare l'indagato. L'interrogatorio, non ancora fissato, potrebbe essere svolto venerdì prossimo. E il cadavere di un uomo di 68 anni è stato recuperato alla scogliera di Catania. Poco chiara la dinamica di quanto accaduto, forse una caduta accidentale. Adelaide Barbagallo. Forse un malore, una caduta accidentale, una fatalità. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto sul lungomare di Catania, dove il corpo di un 68enne è stato recuperato sulla scogliera non distante al centro fieristico delle Ciminiere. Una caduta potrebbe aver provocato le ferite gravi riscontrate sull'uomo, il cui corpo era stato avvistato nel tratto sotto la stazione centrale di Catania. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un gommone, polizia con moto d'acqua e pattuglie a terra delle volanti e la guardia costiera. Recuperato ai vigili del fuoco, l'uomo è stato poi trasportato per l'identificazione al porto di Catania presso la sede della Capitaneria, presente sul posto anche la guardia costiera. La salma è stata restituita ai familiari. Poco meno di 2 mesi fa un'altra tragedia si è consumata poco più in là di questo specchio di mare. A perdere la vita davanti Piazza Battiato un ragazzo di 19 anni, Simone Currò, sarebbe caduto dagli scogli per recuperare un pallone caduto in acqua.
E sarà eseguita venerdì l'autopsia sul corpo di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana deceduta a Vienna precipitando dal terzo piano di un palazzo della capitale austriaca. La Procura di Palermo ha affidato oggi l'incarico ai medici dell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico per eseguire l'esame irripetibile nell'ambito dell'inchiesta per istigazione al suicidio in cui ha indagato come atto dovuto il fidanzato della 23enne Elio Bargione. Secondo i giudici austriaci, Aurora si sarebbe lanciata dal balcone, come avrebbero detto alcuni passanti e il fidanzato. Una ricostruzione sempre contestata dalla famiglia della giovane, che ha presentato un esposto per eseguire l'autopsia. Condannato a 4 anni di reclusione un quarantenne accusato di aver violentato una giovane studentessa fuori sede a Palermo. L'aggressione sarebbe avvenuta la notte del 15 gennaio del 2020 nella zona del Palazzo di Giustizia. 2 uomini l'hanno intercettata per strada e le hanno proposto di accompagnarla. La donna era poco lucida per aver assunto alcol. Secondo l'accusa, il quarantenne, dopo averla accompagnata a casa, l'avrebbe appunto violentata. L'uomo è stato rintracciato grazie al racconto della donna e alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. E voltiamo pagina. Un medico chiedeva favori al clan di Siracusa che era anche aiutato da 2 agenti della polizia municipale utilizzati come informatori. Nuovi particolari emergono nell'inchiesta sulla cosca che comandava a Ortigia, vessando titolari di negozi e attività commerciali. Marco Carli. Un medico e un dirigente dell'ASP, ma anche 2 agenti di polizia municipale coinvolti. Emergono anche figure insospettabili nell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Catania dei giorni scorsi su un gruppo che comandava nel centro storico di Ortigia, Siracusa, e che ha portato a 4 persone arrestate perché avrebbero utilizzato violenza ai danni dei titolari di alcuni negozi in area ad alta affluenza turistica e imposto il pizzo ai proprietari dei servizi Ape e Calessini utilizzati per visitare l'isola. Dunque coinvolti anche professionisti e addirittura chi si dovrebbe occupare di ordine pubblico e della sicurezza urbana, i 2 agenti della polizia municipale che invece, secondo l'indagine, avrebbero avuto il ruolo di informatori nell'anticipare i controlli o nel dare notizie su mezzi e su dati anagrafici degli intestatari accedendo al portale della motorizzazione civile. La storia del medico è invece quella classica di chi si rivolge a coloro che a suo avviso detengono il potere sulla zona per averne un vantaggio. Il dottore, non riuscendo a farsi dare i soldi con metodi legali grazie alla mediazione del dirigente dell'ASP, sarebbe entrato in contatto con la cosca per la riscossione di un credito di circa 30.000 euro. Al debitore sarebbe stata sottratta una macchina che avrebbe rappresentato l'acconto di 10.000 euro. Insomma, un'organizzazione radicata nel vivere comune, come dimostrano le persone coinvolte. Le 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere già emesse riguardano Orazio Scarso, ex elemento apicale del clan Bottaro Attanasio, che era al vertice dell'associazione criminale composta da Claudio Guzzardi, Cristian Fontana e Andrea Sapienza. Un maxi sequestro di droga in mare al largo della Sicilia. La Guardia di Finanza ha intercettato un veliero con a bordo 150 kg di marijuana per un valore stimato di oltre 1.200.000 euro. 2 persone sono finite in manette, un uomo spagnolo e una donna colombiana, sorpresi mentre trasportavano la droga nascosta in 7 borsoni sotto coperta a bordo di una barca a vela che seguiva una rotta sospetta verso Milazzo. L'operazione è scattata dopo giorni di osservazione al largo delle isole Eolie. All'interno dei borsoni, accuratamente sigillati per resistere all'acqua, i militari hanno trovato 126 buste sottovuoto contenenti marijuana del tipo skunk. A Lampedusa Filippo Grandi, l'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha scelto l'isola delle Pelagie per la sua ultima missione ufficiale in Italia allo scadere del suo mandato. Adelaide Barbagallo. Lampedusa, terra di approdo di migliaia di migranti soccorsi in mare che nell'hotspot dell'isola trovano la prima accoglienza, le prime cure. Ed è qui che è arrivato l'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati Filippo Grandi per la sua ultima missione ufficiale in Italia a fine del suo mandato, accolto dal presidente nazionale della Croce Rossa italiana che da 2 anni gestisce l'hotspot. Ha voluto vedere e toccare con mano quello che è il lavoro che si è fatto e l'attività concreta
che testimonia una cosa sola: la dignità dell'uomo non sopporta eccezioni in nessun luogo e in nessun tempo. Dal 1 giugno del 2023 150.000 le persone accolte nell'hotspot, uomini, donne, bambini in fuga da terre martoriate da violenze, crisi, conflitti. Un modello di accoglienza, quello di Lampedusa, che è un esempio in Europa e nel mondo, ha sottolineato l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. E sono stati 12 gli incendi divampati in Sicilia in queste ore in diverse province. Gli interventi per spegnerli hanno visto impegnata la protezione civile, i forestali e i vigili del fuoco. 4 i roghi divampati nel Catanese, a Belpasso sotto il campo sportivo, come vedete dalle immagini della protezione civile, a Mirabella in Baccari, a Fiumefreddo di Sicilia e 2 a Caltagirone. Fiamme di vegetazione anche nel Palermitano, a San Giuseppe Iato e a Carini. A Catania sul viale Kennedy la Guardia Forestale ha scongiurato un intervento lampo, una tragedia simile a quella del 2019 nella stessa zona. Scampato pericolo per un chiosco e per l'area di fronte a un distributore di benzina. Il fumo nero ha richiamato l'attenzione della forestale giunta sul posto. Domate in poche ore le fiamme di probabile origine dolosa. Catania e gran parte della Sicilia alle prese con i blackout elettrici. L'UGL sollecita l'intervento della Regione e punta il dito contro l'assenza di investimenti per potenziare la rete. Tonino De Mana. Prima i blackout nel centro storico, poi i problemi seri alla zona industriale. Catania fa i conti con un'altra emergenza, quella elettrica, che si ripropone sistematicamente in estate. Attenzione, non è solo il caldo a creare disservizi e la conferma arriva dalla denuncia dell'UGL che si rivolge direttamente ad Enel, alla regione siciliana e per conoscenza all'ARERA. Ormai li chiamiamo blackout, ma sono interruzione di pubblico servizio. Numerose attività commerciali e tante abitazioni che rimangono anche senza acqua dovuta alla mancanza della luce. Il problema è dovuto alla fatiscenza delle linee, sono ormai linee realizzate anni e anni addietro, che comportano dei lavori continui e costanti. Cioè non appena salta una linea viene messo un giunto, dopo 10 giorni più avanti risalta e siamo punti da capo. Non le manda a dire l'avvocato Mario Lopresti. Tutta la rete elettrica siciliana, sia in media che in bassa tensione, è un colabrodo, perché non viene più fatta manutenzione, non vengono fatti ammodernamenti degli impianti, non si investe più sulla rete. Un tempo i dirigenti erano degli ingegneri, sapevano come si faceva l'energia elettrica, come veniva prodotta, come veniva trasportata, conoscevano la materia. Intanto, generatori di emergenza e scavi continui mettono in evidenza la triste realtà che coinvolge tutte le città siciliane, con gravi criticità a Catania, Palermo, Siracusa ed Agrigento. E sempre a Catania cambia look e trasloca il pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro. L'accesso per auto e mezzi di soccorso consentito dall'ingresso principale del padiglione F1. I nuovi interventi migliorano i servizi per pazienti e personale medico. Tonino De Mana. Cambia look e si trasferisce il pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro. Locali profondamente rinnovati ed accesso dall'ingresso principale, padiglione F1, con un'opera di rifunzionalizzazione realizzata grazie ai fondi della struttura commissariale per il potenziamento della rete ospedaliera siciliana. Il nuovo pronto soccorso generale si caratterizza per l'ammodernamento impiantistico con nuove funzionalità, la riqualificazione e l'ampliamento dei vari spazi, compresa l'area infettivologica, e la riorganizzazione dei percorsi diversificati per colore. Più funzionale per l'utenza in modo che possa esserci una migliore accoglienza e soprattutto consentire anche agli operatori che lavorano un ambiente più consono all'attività che è stressogena, fortemente stressogena. Elevati gli standard di sicurezza e migliorati i servizi per pazienti e personale sanitario. Un aspetto importante che verrà attenzionato è proprio l'umanizzazione delle cure e l'accoglienza dei pazienti, con una comunicazione che consentirà in tempo reale per i caregiver, i parenti eccetera di sapere quali sono le condizioni del paziente. Adeguata e migliorata anche la viabilità attorno all'area del pronto soccorso e al padiglione F3, con un doppio senso che renderà più snello il flusso dei veicoli.
Palermo arriva la pasta Galeotta, a produrla un gruppo di detenuti dell'Ucciardone, è un progetto che ha come obiettivo il reinserimento nel mondo del lavoro di coloro che hanno sbagliato e che chiedono una nuova possibilità. Il servizio di Marco Gullà. Galeotta fu la pasta, anzi è, perché è proprio così che si chiama quella prodotta artigianalmente da un collettivo di detenuti del carcere Ucciardone. 15 detenuti sono entrati nel progetto Pastart, un'iniziativa che sostiene il loro reinserimento nel mondo del lavoro tramite la produzione di pasta artigianale. Un laboratorio rimesso a nuovo, quello della casa di reclusione Ucciardone a Palermo, dotato di impastatrice, essiccatoi e macchina per la pesatura finalizzata al confezionamento, con un collettivo di detenuti che si sono messi al lavoro per produrre una pasta artigianale. Galeotta è la pasta prodotta all'interno dell'istituto penitenziario Ucciardone e che vorrà arrivare nelle case dei siciliani, nelle case degli italiani, per portare un messaggio diverso. Buona la nostra pasta, buona i nostri intenti, buona la passione e la voglia che questi giovani detenuti stanno mettendo all'interno di questa attività, in questo progetto. I lavoratori con progetto di reinserimento al momento sono 5 detenuti che lavorano alla produzione di una pasta con 100% di grani siciliani, mentre gli altri 10 sono in fase di formazione. Siamo una bellissima squadra che ognuno di noi ha i suoi ruoli, i suoi compiti da rispettare l'uno con l'altro e spero che questo progetto che vada avanti nei migliori modi per il bene comune di tutti in generale. Facciamo tutti quello che c'è da fare. Non ci sono né più e né meno, né nuovi né vecchi, perché si capisce, in una squadra c'è chi esce e c'è chi entra. La commercializzazione inizierà a settembre con un volume stimato di 600 kg di pasta secca a settimana e di 80 kg di pasta fresca. E adesso una pausa, tra poco il calciomercato. Adesso il calciomercato, sono già febbrili le trattative nel Palermo, per la difesa si parla di Bani, il Catania avrebbe scavalcato la Salernitana per Casasola, in addirittura d'arrivo Pieraccini. Marco Carli. Il Palermo, dopo Augello, pensa ancora alla difesa. Ingaggiato l'esterno sinistro, ora l'obiettivo sono i centrali. Un nome accostato ai rosanero è quello di Bani, in forza al Genoa. Si parla anche degli under, Lucchesi della Fiorentina, oppure Marcandalli del Genoa e Giorgini del Sudtirol, capaci di agire anche a destra. Elia e Palumbo dovrebbero essere i prossimi giocatori ufficializzati. Dal Catania attesi i primi colpi, il nome nuovo è quello di Casasola. Il duttile difensore della Ternana, classe 95, sembrava vicinissimo alla Salernitana, e invece il Catania si è inserito e potrebbe aver portato il giocatore a sposare la causa rossazzurra. Si attendono sviluppi. Chi arriva di sicuro nelle prossime ore è Pieraccini, giovane del Cesena, formula del prestito con diritto di riscatto, anche se i romagnoli vorrebbero la possibilità di esercitare il controriscatto. L'altro cesenate in orbita Catania è Donnarumma, prenderebbe il posto di Anastasio, che ha vari estimatori oltre alla solita Salernitana, fra cui il Perugia. Dopo la partenza di inglesi, i tifosi rivolgono la propria attenzione sul mercato delle punte, accostato Tonin, che può rappresentare però un'alternativa, come lo è stato a Pescara. Servono 2 nomi di sicuro affidamento e Pastore lavora anche per questo. Fra meno di una settimana parte ufficialmente la stagione con il ritiro di Norcia. A centrocampo torna prepotente il nome di Capomaggio, come sempre non facile arrivarci, Salernitana in vantaggio, e giungono conferme su Varone, potrebbe arrivare Vallocchia ancora dalla Ternana. Il Trapani ha in pratica sistemato la difesa con l'ingaggio di Negro dal Cittadella e dell'ex capitano del Foggia Salines, ceduti Zuppel, Cristini e Zappella al Guidonia, Guerriero al Treviso e il giovane Sciortino alla Pistoiese, squadra in ritiro a Troina nell'Ennese dal 16 luglio. E adesso una pausa, tra poco per altri aggiornamenti. E per questa edizione nessun altro aggiornamento, grazie per averci seguito e buona serata.